Pesa 150 kg, ha un diametro di 128 cm ed è il più grande mappamondo commerciale esistente, sulla cui superficie, lungo le coste di 120 stati, sono indicati i 290 porti stranieri e i 24 porti italiani collegati con quello di Genova, da 70 compagnie di navigazione, rappresentate da più di 50 agenzie marittime nel capoluogo ligure. Il Super Mappamondo, realizzato con la collaborazione dell'Associazione Agenti Marittimi dalla Tecnodidattica Ligure, si aggiunge come regalo per il primo compleanno alle molte attrazioni del Genoa Port Center, primo molo virtuale della conoscenza del Mediterraneo, realizzato con tecnologie avanzatissime dalla provincia e dall'autorità portuale ai magazzini del cotone e gestito dalla Fondazione Movita per aprire e far vivere a tutti il porto e il suo lavoro, valorizzandone le attività e le imprese. Nel primo anno il Genoa Port Center ha già portato sui moli 6.000 ragazzi e ragazze delle scuole e il suo nuovo Super Globe, così è stato subito chiamato, offrirà ai giovani un'affascinante visione d'insieme delle rotte mondiali collegate al porto della Superba. Noi siamo collegati con 300 porti al mondo, significa che noi possiamo mandare merci direttamente in ognuno di questi 300 porti e quindi rappresentare su un mappamondo esattamente dove il porto di Genova può arrivare è molto importante per i ragazzi ma anche per noi genovesi, credo. Il porto deve dare lavoro, la città deve capire questo e deve obiettivamente comprendere cosa si fa nel porto e quale può essere lo sviluppo futuro del porto per i nostri giovani. Il Genoa Port Center ha ricevuto in questo primo anno ottimi giudizi da studenti e insegnanti delle scuole, dalle aziende portuali e dei suoi risultati per la conoscenza e il dialogo tra porto e città sono molto soddisfatti la provincia e l'autorità portuale che l'hanno ideato. Aiuta a far conoscere il porto e a far conoscere soprattutto i ragazzi che non possono accedere al porto per ragioni di sicurezza e di accessibilità, di comprendere quanto oggi il porto sia cambiato, sia tecnologico, sia ricco di professioni, sia affascinante, sia un'opportunità di sviluppo per la città. E oggi lo arricchiamo con questo mappamondo che aiuta a capire quanto Genova sia centrale nei collegamenti col mondo, perché la merceologia che circola a Genova è una merceologia che non è solo quella dei container, ma riguarda anche le rinfuse, le merci varie, le materie prime e quindi questa è un'opportunità per far conoscere il ruolo che sta svolgendo Genova a livello mondiale, il ruolo che ci è conosciuto anche recentemente dagli Stati Uniti che ha inserito Genova nel progetto Megaports per quel che riguarda la sicurezza e la certificazione della portualità mondiale.